100 metri di storia, 800 anni. Una cosa bellissima perché è fatta all'interno dell'ospedale, perché mette in luce le varie fasi dello sviluppo di questo grande territorio, di questo grande ospedale. Un pannello lungo 100 metri e un lavoro immenso di ricerca. La soddisfazione del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi non è isolata. Ospedale San Giacomo Apostolo, 800 anni di storia, la mostra che apre da oggi a Castelfranco riceve il plauso di tutti. 200 immagini e poi didascalie informative lungo il corridoio di collegamento dal CUP Castellano alla chiesa, frutto di una ricerca di circa 70.000 files di immagini da parte del curatore dell'allestimento. Questo è un percorso nella memoria di 8 secoli dell'ospedale di San Giacomo Apostolo di Castelfranco. Una mostra che ha come obiettivo di costruire appunto questo percorso storico e di consegnarlo al patrimonio culturale e di memoria della comunità non solo di Castelfranco ma dell'intera area castellana. Dalla sua istituzione, avvenuta il 23 marzo 1217, sino ad oggi, l'ospedale ha conosciuto travolgimenti istituzionali, guerre rovinose, turbolente congiunture sociali ed economiche, devastanti epidemie. Un viaggio che sino ad oggi mai è stato ricostruito in tutte le sue tappe. Un viaggio e una storia, per immagini e parole, che vuole consegnare alla comunità di Castelfranco e della Castellana la memoria di una tradizione e di un impegno anche solidaristici che ancora oggi caratterizzano la fitta rete delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.